Sequestrati beni per 600.000 euro a due società operanti nel commercio di materiale elettrico e ai relativi amministratori accusati di frode dell'IVA. Il provvedimento è arrivato dopo un'indagine che ha portato alla luce un complesso sistema di evasione fondato sul mancato pagamento dell'IVA ad opera di 6 società, tutte operanti nello stesso settore, eseguite perquisizioni a Padova, Latina e Pomezia in provincia di Roma. È emerso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti emesse e ricevute dalla società patavina, poi trasferitasi a Treviso, amministrata da una persona già coinvolta in reati tributari, che risultava avere un unico fornitore estero di origine polacca e un unico cliente italiano con sede latina. Allo stesso modo, la frode ha visto il coinvolgimento di un'altra impresa della provincia di Treviso che si è avvalsa sempre del medesimo fornitore europeo per documentare fittiziamente i propri acquisti. 6 persone sono state denunciate per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di poco superiore ai 4,2 milioni di euro.